costretti a fermare il vostro lavoro, a manifestare innanzi al comune perché non percepite lo stipendio e da tanti mesi. Eh sì, purtroppo siamo costretti nuovamente a incrociare le braccia, c'è tanto rammarico, tristezza, soprattutto perché abbiamo famiglie, io ho due bimbi piccoli, come le devo mantenere questi bimbi piccoli? Io non so come fare, non so come fare. Qua uno viene a lavorare, si alza alle 4:30 di mattina, facciamo tanti sacrifici con il sole, con la pioggia, con l'alluvione, con l'allerta meteo, ma non siamo venuti, non siamo ripagati perché noi pretendiamo lo stipendio. Senza lo stipendio non si può andare avanti. Purtroppo io quando arrivo a casa ho il cuore che mi piange. Non si può andare avanti così, ci stanno rovinando la nostra esistenza. Si stanno appropriando, noi ci stanno appropriando di tutte le cose che noi non possiamo più mantenere. È diventato un incubo, stiamo vivendo un incubo. Qual è il vostro stato d'animo? Come vi sentite in questo momento? Come ci sentiamo? Ci sentiamo abbandonati. Cioè, ci hanno letteralmente abbandonati. Cioè, non si può vivere. Abbiamo tutti famiglie, abbiamo una certa età. Cioè, non è che se io mi licenzio da qui vado a trovare un altro lavoro. Cioè, devono capire che non può essere sempre questa situazione così. Cioè, noi lavoriamo per avere uno stipendio, per pagare le nostre cose, per viverci, ma così non si può. Che si mettano la mano sul petto e cercano di capire che questa situazione si deve finire.